cantame su una mucusino e portamo allegrizia da ballo che pizza. E mo cantame su una mussu canto che solo l'unoscio e l'unoscio soltanto. Quello che canto e chi sono contenti voler ralligenti di tutta la terra mo. Quello che canto e chi sono contenti voler ralligenti di tutta la terra mo. Cantame su una medaglia per tutte le mani. Quello che canto e chi sono contenti voler ralligenti di tutta la terra mo. Cantamo e suonamo, Dissonanze Studio e il K-Sound e Dialettica. Questi sono i partner che hanno voluto questa trasmissione. Anche oggi ci troviamo all'interno di Dissonanze Studios, dove ospiteremo un altro gruppo che racconterà insomma un po' tutta la sua storia e come al solito ci farà ballare con la nostra musica etno-popolare. Stiamo parlando dei Gioia Popolare. È un della bella mia, non posso ieri, la gente chi si consa alla porta. Io sono subito qui a farvi conoscere la voce dei Gioia Popolare, già un nome comunque che insomma esprime tanto, perché Gioia Popolare dove va, io immagino che porti gioia, allegria e ritmo in tutte le piazze. Quindi sono insieme a Marco Luca, cantante e non soltanto, anche musicista, ma in questo caso ultimamente ti stai dedicando più alla voce. Ben trovato intanto sulla C. Grazie a tutti i telespettatori, grazie a te che ci hai accolto. Ci mancherebbe altro, ringraziamo ancora una volta Dissonanze che ci ospita. Allora, brevemente la storia dei Gioia Popolare, come nascono e come si stanno evolvendo? È un progetto di musica popolare che nasce nel 2011 dall'idea di 4 amici che si sono ritrovati a coltivare tutti la stessa passione, che è la musica popolare. Entriamo in una sala accompagnati dal buon vino e iniziamo a suonare quello che c'era già in giro, insomma, a riproporre brani già eseguiti. Abbiamo cover all'inizio, diciamo. Sì, ma poco tempo, perché abbiamo subito sentito la necessità di creare qualcosa di nostro e di esprimere quello che noi volevamo nelle piazze, ma soprattutto in un lavoro discografico. Tutti i brani che sono nati dal 2011 ad oggi sono sì, brani della tradizione per un certo verso, però noi preferiamo scrivere musica e parole per raccontare lo stato d'animo, la situazione sociale, quello che ci circonda oggigiorno. Anche perché comunque, come abbiamo detto tante volte, il genere musicale di cui parliamo ovviamente è quello che più si presta a raccontare proprio le storie nostre calabresi. Ci insegnano le tradizioni che la musica popolare, soprattutto quella del sud Italia, nasce per il rapporto uomo-territorio. Esatto. Se l'uomo non condivide gioie e dolori col proprio territorio, le emozioni non potrebbero tirare fuori questi bellissimi brani. Assolutamente, non ci sarebbe quel sentimento. Assolutamente sì. Sarebbe giusto un testo come i brani commerciali che si vendono giusto così. Ogni musica ha il suo perché. È giusto, no? Beh, ci sono anche musiche che ultimamente sono tirate fuori soltanto per poter impacchettare qualcosa da poter vendere. Certo. Ovviamente siamo molto lontani da questo. Il titolo del vostro primo lavoro, che è Arché, io facendo il classico mi ricorda un po' il greco, ma il significato della parola arché? Prima di arrivare ad arché volevo spiegare il significato di Gioia Popolare. Perché Gioia Popolare? Certo. Gioia, noi veniamo da Marina di Gioiosa Ionica nella provincia di Reggio Calabria, e Gioia era il nome di questa ragazza, di questa donna che muore per amore appunto nei territori di Gioiosa. Sì. Lei era una nobile che si innamorò di un contadino e per andare a incontrarlo diciamo che passando un fiume, il fiume Torbido, la Fiumara Torbido, annega lì e quindi da lì è nato la leggenda dice che è nato Gioiosa. Popolare perché noi siamo con il popolo e soprattutto per il popolo, quindi cerchiamo di essere sempre in un'unica cosa con il pubblico che apprezza il nostro lavoro. Bene. Arché. Arché immagino la che genesi, sia... l'inizio.
un percorso che poi ha sviluppato altre situazioni. Infatti siamo nel 2015, questo è un disco che è uscito nel 2011 che appartiene tra virgolette al nostro passato, ci ritroviamo in quello che abbiamo fatto assolutamente, però giustamente nei vari anni ci siamo evoluti, abbiamo fatto altre musicalità, abbiamo cercato altre contaminazioni, anche sia musicali che di parole e di testi. Figliola che domenica ne scisti, l'uluni ti levaru a battiari, l'uluni ti levaru a battiari. Lu marti ti facisti randulina, lu mercuri ti mentisti a camminari, lu mercuri ti mentisti a camminari. Lu iovi ti indaglisti alla magistra, lu veneri ti mentisti a ricamari, lu veneri ti mentisti a ricamari. Sabato mamma non ci dicisti, oi mamma che mi voglio maritari, oi mamma che mi voglio maritari. E l'urraggio di lusuri che cucina lume cori, e l'amore in talupetto non si può di più venire, e l'amore in talupetto non si può di più venire. Oi figlia tui, che ti dicisti, che tuo padrino non teni alli dinari, che tuo padrino non teni bella alli dinari. Se non li teni nesci e si li presta, che veni giugno e poi li può pagare, che veni giugno e poi bella li può pagare. E l'urraggio di lusuri che cucina lume cori, e l'amore in talupetto non si può di più venire, e l'amore in talupetto non si può di più venire. O sciuri mio malato i tanti amori, la vita mia la tua è giungiuta, la vita mia la tua bella è giungiuta. E sì, lì così vanno tutti i mali, ricordati che tu sintome cori, ricordati che tu bella sintome cori. E l'urraggio di lusuri che cucina lume cori, e l'amore in talupetto non si può di più venire, e l'amore in talupetto non si può di più venire. Cucina lume cori, e l'amore in talupetto non si può più tenere, e l'amore in talupetto non si può più tenere. Mo canto sta canzoni oi bella mia, e chi lo cuore meu appartena via, tu sei lui chiudi lì nei pensieri. Siamo adesso ad Antonello Pochiero, che è il bassista, la new entry possiamo dire dei Gioia Popolare. Ben trovato intanto Antonello. Grazie mille, grazie a voi. Prima volta per te cimentarti in questo genere musicale, diciamo, perché tu vieni fuori da un percorso diverso, raccontaci. Sì, diciamo che le mie origini insomma derivano da tutt'altro genere. Io ho sempre suonato in band insomma, dove facevamo un po' di funky,
dalla musica leggera alla bossa nova, un po' di jazz, e per me questo nuovo progetto è anche un po' una scommessa. Dal blues e dal jazz alla musica popolare. Sì, diciamo che insomma quest'anno mi cimenterò in questo nuovo progetto. Com'è stato l'approccio? L'approccio è stato molto, molto positivo, anche perché i ragazzi insomma, ci siamo trovati subito bene e devo dire che comunque le premesse sono molto semplici, ma credo concrete, per fare bene e per fare una stagione al top, io dico sempre. Camminando in tassi tempi mi perdivi e solo lo signori lo sapia. Solo un giorno poi capiscivi che io veramente senza di te. Girai tanto per trovare a Dio, poi stilla di cielo illuminata. Girai tanto che perdi la via, ma finalmente a te andavi a trovata. Mo canto sta canzone io in bella mia, e chi lo cuore me a parte una dia. Tu sei lui chiudi di lì me pensieri, cori di mille colori, chi l'inchilume cori di mille colori. Non è più ambasciatori muti mando, manco l'amico fedele con mia. A chi amico chi voglio ti mando, tirava giù pediglio capo mia. Mo mi convieni mu basso cantando, mo ti lo dico con la bocca mia. Quando ti vizi io ti cercando, e in tuo cuore mio lasciasti tu una scia. Mo canto sta canzone io in perla mia, e chi lo cuore mio a parte una dia. Tu sei lui chiudi di lì me pensieri, chi l'inchilo me cori di mille colori, chi l'inchilo me cori di mille colori. Mo canto sta canzone io in perla mia, e chi lo cuore mio a parte una dia. Tu sei lui chiudi di lì me pensieri, chi l'inchilo me cori di mille colori, chi l'inchilo me cori di mille colori. Fiori di mille colori. Poi figlia tui, da chi ti esisti, da tuo padrino non teni alli dinari, da tuo padrino non teni bella alli dinari. E andiamo a conoscere adesso Stefano Audino, anche lui freschissima new entry, direi, da qualche settimana possiamo dire all'interno del gruppo. Stefano, intanto Pochissime ben trovato prove. anche te. Pochissime prove, però ovviamente già conoscevi il gruppo, insomma orbitavi in questo mondo, anche perché tu provieni da Cavolonia, che comunque è un po' la patria della tarantella, che ha visto diversi festival di successo, insomma, quindi certo. Cavolonia Tarantella Festival è uno di quelli che comunque rimane
impresso insomma a tutte le persone, a tutti, anche i turisti che vengono Sì, sì, qui in lo Calabria. cercano. Assolutamente sì, ma non siamo qui per promuovere il festival, bensì a promuovere il Gioia Popolare. Questa nuova esperienza ti ha portato insomma ad intraprendere un percorso un po' più mirato, diciamo, nel campo musicale. Sì, sì, diciamo di sì. Ogni gruppo, diciamo, ha le sue cose. Questo qui è un pochino più diverso, non so come dire. Tu, vabbè, intanto a parte l'emozione di stare di fronte alla telecamera, Sì. che comunque è normale che ci sia, ma siamo qui giusto per conoscervi e giusto a fare due chiacchiere a livello amichevole. Tu quanti anni hai? Sei giovanissimo comunque. Sì, sì, 28. 28 anni, vabbè, comunque sei giovane. Da quanto tempo invece suoni? Diciamo che ho suonato da bambino, poi ho mollato un po' gli studi, però la chitarra non l'ho mollata mai. Non l'hai mai mollato? Mai. Ok. E al genere popolare ti eri già approcciato oppure Sì, mi ero già approcciato. hai Infatti, avuto altre esperienze con altri gruppi? con altri o era una cosa gruppi, sì. personale? No, con altri gruppi. Hai già collaborato con Sì, diversi sì. gruppi. Invece qual è la marcia in più che ti danno i Gioia Popolare? Beh, diciamo libertà musicale rispetto agli altri gruppi. Mi fanno suonare più Il tuo stile forse? sul mio stile, sì. Non ci sono delle regole, diciamo. L'importante è che il groove del gruppo funziona. Guarda che bello chi mi fa la luna e già la finzira ancora notti. Guarda che bello chi mi fa la luna e già la finzira ancora notti. È un della bella mia, no, non posso ieri, la gente che si cosa alla porta. È un della bella mia, non posso ieri, la gente che si cosa alla porta. E l'effetto di l'amore ti consola tutti i lori, oh Madonna Maria, spera per volare. E l'effetto di l'amore ti consola tutti i lori, oh Madonna Maria, spera per volare. Oh Madonna Maria, spera per volare. E tu signore mio, falla venire, la nuvoletta chiusa d'acqua forti. E tu signore mio, falla venire, la nuvoletta chiusa d'acqua forti. Tu si la senti si indivaghita e la bella mi mirava di la finestra. Tu si la senti si indivaghita e la bella mi mirava di la finestra. E l'effetto di l'amore ti consola tutti i luni, oh Madonna Maria, spera per la mia. E l'effetto di l'amore ti consola tutti i luni, oh Madonna Maria, spera per la mia. Oh Madonna Maria, spera per la mia. Siamo nel laboratorio dell'azienda FMC, Fabbrica Musicali di Strumenti Calabresi. Gli strumenti che si costruiscono per la maggiore sono l'organetto a 2 bassi, anche a 4 ad 8 bassi, la lira calabrese e la chitarra battente. Sono degli strumenti che vengono costruiti a mano direttamente dal legno. Dal legno vengono lavorati in diverse fasi di lavorazione che potete vedere poi
poi in un secondo momento, e vengono poi rifiniti, dipende dalla richiesta del musicista. Come sappiamo, la lira calabrese è uno strumento che nasce proprio nella zona della Locri, insomma, da Agnana a Monasterace. La chitarra battente invece la ereditiamo dall'Alta Calabria, e l'organetto uno strumento austriaco che si costruisce in Italia, prevalentemente nell'Abruzzo, ma anche qui in Calabria. La FMC sta cercando tramite i metodi tradizionali, ma soprattutto tramite l'evoluzione, a portare avanti la costruzione di questi strumenti. Anche oggi si conclude qui questa puntata di Cantamo e Sonamo, ma ricordate di continuare a seguirci sempre, ovviamente la C. Vi diamo anche le coordinate per poterci seguire in streaming e far ascoltare e vedere questa trasmissione anche all'estero, www.lactv.it. Alla prossima! È un raggio di lusure che cucina lume cori, e l'amore in calupetto non si può di più venire, e l'amore in calupetto non si può di più venire. Oi figlia tui, che ti dicisti, che tuo padrino non teni alli dinari, che tuo padrino non teni bella alli dinari. Non li teni nesci e si li presta, che veni giugno e poi li può pagare, che veni giugno e poi bella li può pagare. È un raggio di lusure che cucina lume cori, e l'amore in calupetto non si può di più venire, e l'amore in calupetto non si può di più venire. O sciuri mio malato di tanta amori, la vita mia la tua è giungiuta, la vita mia la tua bella è giungiuta. E sì, lì così vanno tutti i mali, e ricordati che tu sintome cori, e ricordati che tu bella sintome cori. È un raggio di lusure che cucina lume cori, e l'amore in calupetto non si può di più venire, e l'amore in calupetto non si può di più venire. È un raggio di lusuri che cucina